consecutivi senza sconfitta. Qui Tubani si libera subito, la sposta sul mancino. Tubani, il primo volo di Santarelli a salvare sul numero 7 della Golbet. Entrare in temperatura in queste gelide serate, è ancora lui a sospingere l'attacco ad andare al sinistro, ma per la seconda volta nello spazio di 10 secondi c'è Simone Santarelli. Bini che scava in avanti dove non può arrivare Morizzi, poi l'errore del Cotton, quindi la conclusione dalla distanza, terzo miracolo di Santarelli. È andato a sottolineare, non c'è bisogno di questa tensione in una gara che è iniziata alla grandissima, subito il cross sul secondo palo e Santarelli la deve mettere fuori, la palla stava entrando. Da questa parte c'è Stefano Carboni, l'1-2 che va a chiudersi e Stefano Carboni che prova ad andare in verticale, poi calcia Carboni, si deve distendere Santarelli qui. Ricordato, non è riuscito pienamente ad entrare in gara. Roversi a sinistra, Tubani calcia, Santarelli la lascia lì. Tinazzi si salva ancora, è un tiro al bersaglio. Pantaleoni, Galassi lì dalla media distanza, potrebbe anche tirare, invece inventa dentro. Santarelli, non è possibile, ha preso anche questa da 1,5 metri. Stare dentro per Roversi, c'è un tocco, la palla alta e calcio d'angolo, questa sì, è l'ultima palla della partita. Sale anche De Bernardo, c'è un secchio che vola in campo.